Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con velocissimo Striker a prendere l'iniziativa, attaccato all'esterno da Stecca Dimar, si sistema subito la corda alle spalle dei primi due Antonio Boccino, mentre il penalizzato Zico ha girato bene e si trova a ridosso già degli ultimi dello start. Davanti però si è andati forte per i primi 200 metri di corsa, 14,5 per il lancio iniziale. Striker ha respinto a Stecca Dimar che cerca disperatamente posto in corda, posto che non trova, e rimane così allo scoperto Andrea Farolfi dopo 400 metri passati in 29,6. Seconda posizione alla corda per Antonio Boccino, schema ideale per lui. Terza posizione per Zambana, la quale precede ancora Armando Ido, quindi Country Matley di fuori a Stecca Dimar che ha stoppato lì la risalita di Zico, quale chiude in corda Axel Nibal alla retroguardia. Se ne sono andati 700 metri di corsa con lo stemma che varia ora per la mossa esterna da parte di Armando Ido, che si scopre dopo 800 metri passati in 1 minuto e 6 decimi. Prova a rallentare ora Striker che dopo aver preso la testa della corsa cerca di graduare il ritmo, rimane nella sua scia Antonio Boccino, risale al largo Armando Ido dopo il primo chilometro che se ne va in 1,16,5, passaggio davanti alle tribune per l'ultima volta. Il prossimo giro sarà l'arrivo, Striker in vantaggio nella sua scia Antonio Boccino, di fuori Armando Ido, quindi Zambana con accanto a Stecca Dimar, poi ancora Country Matley e Zico. Quando siamo sulla piegata di destra insiste all'esterno Armando Ido che cerca di andare ad impensierire il battistrada Striker che si mantiene sempre una lunghezza avanti. C'è 15 per la curva di destra, in scia al battistrada c'è sempre bene Antonio Boccino, poi Zambana, Zico che per ora non muove, lo fa adesso a 500 metri dalla conclusione, prova a dare la sua punta di velocità, intanto davanti si accelera, Striker passa il miglio in 2 minuti e 2 decimi, cerca la fuga da Armando Ido che è sempre con coraggio proteso al suo esterno, poi Zambana che sposta dalla terza posizione alla corda, attende l'open stretch Antonio Boccino. Quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo vi entra in vantaggio Striker, Antonio Boccino che si infila di dentro al largo di tutti Zambana, poi ancora sul passo Armando Ido, insiste Zambana, centropista che dà la punta di velocità, Zambana che va su Antonio Boccino, Zambana che viene a vincere nei confronti di Antonio Boccino. Al terzo posto finisce Striker, 29,8 a chiudere la puntata di Zambana che tirata da vicino viene a vincere nettissima la coppiata di training per Lorenzo e Marco Bortolotti. La vittoria di quella meno attesa tra i due, Zambana, Maurizio Cheli, che si porta in cascina 10 preziosi punti, 5 invece per Roberto Vecchione che continua a rimanere ai piani alti della classifica, ma il successo è tutto per Zambana. Gli allevamenti folli sono proprietari della figlia di The Best Madrid che tirata da vicino sa essere davvero cattiva, terza in corda, corre 200 metri, via i tappi ai 150 conclusivi e finish travolgente per venire a battere Antonio Boccino. Terzo Striker, quarto posto per Armando Ido, al quinto finisce Country Matley.